Un comando interregionale che si chiama Vittorio Veneto, ricevere la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto è veramente un ulteriore sprone. Al comando interregionale dei Carabinieri, che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, la cittadinanza onoraria della città di cui porta il nome, perpetuando così il ricordo delle ultime fasi della Grande Guerra che videro proprio Vittorio Veneto come sfondo. Una giornata molto importante per noi, naturalmente, perché la concessione della cittadinanza onoraria non è mai una cosa banale, ma farla al comando interregionale dei Carabinieri dopo averlo fatto l'anno scorso con la divisione Vittorio Veneto è un passaggio, direi, naturale, un passaggio dovuto, un passaggio atteso, un passaggio che non ha comportato nessuna discussione, visto gli antichi rapporti che esistono tra la città e tutte le forze armate in generale, e anche e soprattutto con l'Arma dei Carabinieri. La concessione della cittadinanza onoraria, deliberata nell'ottobre 2020, si ricollega anche al centenario della prima medaglia d'oro al valor militare concessa alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri il 5 giugno 1920 per il contributo fornito per la vittoria nella Grande Guerra. 100 anni dopo l'Arma è impegnata in un'altra difficile lotta, quella contro il Covid. E stiamo vivendo questo periodo che a noi ci ha particolarmente impegnato, il Covid, i bisogni anche piccoli della popolazione. Noi abbiamo vissuto anche delle emergenze che non pensavamo di vivere e sono molto grato a tutti i miei carabinieri. Ho visto fare dei gesti di straordinaria umanità. Questo è fare il carabiniere ed è saper conciliare l'umanità con il rispetto delle leggi e essere vicino alla collettività.